raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano. Allora, finalmente abbiamo il nostro Leeds, anzi il mio Leeds, perché sapete che io sono un fan sfegatato del Leeds United in Premier League, quindi è chiaro che devo cominciare la carriera, la nuova carriera rivoluzionata, cioè comunque modificata, adesso lo scopriremo insieme, con il Leeds United, appunto. Allora qua insomma messo qualche giocatore, diciamo questa è la rosa, come primo anno non è che posso fare tantissime rivoluzioni onestamente, diciamo che ecco, un giocatore che vorrei prendere assolutamente è Nicoletto, visto che purtroppo non possiamo vederlo, come si dice, allora, non possiamo vederlo purtroppo giocare nella realtà. Ok, quanto volete? Se ho capito basta però. Mm, Aperta per il cartellino. $15 milioni, vediamo se è troppo. No. Possiamo vedere 17 milioni. Vabbè, 17 milioni, accetto. Va bene. Nicolino ce lo prendiamo, ragazzi. Nicolino sbarca a Lizfi. Me lo godo, Nicolino. Guardalo, ma che è? Ma la mamma, dov'è la mamma di Zaniolo? Ma come? Allora. Cruciale. Ma no, ma che è sto vecchio? Scusa, va bene. Io voglio la mamma. Va bene. Megoglioni, va bene, dai. Accettiamo, Zaniolo lo voglio, assolutamente. E poi magari... Questi erano quelli che avevo visto, mi sarebbe piaciuto un buon... Proviamo a strappare Bennasser. Il Ben. Offerta per il cartellino, beh, insomma, dai. Un giocatore del Milan, quindi... Ok, cerchiamo di fare una squadra giovane. Benasser come centrocampista difensivo lo vorrei. Sì, vabbè. Va bene. Ok, dopo ragazzi chiaramente questo è il primo anno e vorrei veramente giocare con Leeds perché veramente aspettavo da anni il ritorno del Leeds. Va bene, sempre vecchiotti. Va bene. Va bene, parliamo di soldi. Basta che parliamo però. Bonus ingaggio, facciamo così. Se si incazza. Va bene. E anche Benasser alla corte di Veneziano. Beh dai, stiamo acquistando. Poi. Io questi sono diciamo, i giocatori che voglio prendere il primo anno, questa è la mia idea sinceramente, non tutto ovviamente, Tierney sinceramente come sinistro secondo me non è male. Aperto per il cartellino, vediamo se con 10 me la cavo. Questo vuole milioni, ora va a fare in culo, bravo, te lo dico. Allora, vediamo un attimo. Allora. Va bene. Non so se sono già arrivati. Sono già arrivati?
Ok, allora qua ci piazziamo. Ok, però poi li mettiamo un po' qua, se non me li ricordo più, però qualcosa devo vendere. Però nei moduli, perché giochiamo con il 4-2-3-1, cazziamo Zaniolo qua, Benasser, Phillips, Rafinha, Alioski, Rodrigo, un centrale, per dai centrali, però Cooper è veramente un vecchiaccio ormai. Bisogna mettere bisogna comprare un difensore centrale. Un difensore centrale. È che appena è arrivato non so se sarà possibile sinceramente comprarlo. Vediamo. Questo sarebbe il caso nostro. È ovvio, vabbè, non si può, chiaramente non si può, allora 11. Allora, Premier League. Bailey, però secondo me Bailey è calato in maniera devastante. Den Donker, madonna, era mediano, è diventato difensore centrale, incredibile. Cioè, beh, quella gente non verrà mai. Gente che costa troppo, purtroppo. Vabbè, Ogbonna me lo godo. Rudiger. Rudiger magari. No, la casa di Sissoria anche no. 54 milioni. Davinson Sanchez. Ecco, questo lo prenderei volentieri. Quanto quest'anno è chiaro che l'obiettivo non può essere portare a casa lo scudetto. Bene, siamo qua di nuovo. No. Scusa? Poi? Ma scusa, che cazzo sta sparando? Piccolo panico per il cume. Ok. Vediamo. Vabbè, ma vai a fartelo sbattere in culo però. Cioè, ma porca miseria, oh. Cioè, dai, 18 milioni per Sanchez, il minimo, su tutto sto mercato. È proprio impossibile comprare qualsiasi giocatore. Pensiamo allora. Non è semplice però, eh. Allora, oggi ci dedichiamo al mercato, eh. Vabbè, ma sta gente non verrà mai. Cioè. Però vediamo se possiamo fare. Vogliamo gente giovane noi. Gente giovane. Vediamo, per questo che era anche vicinato nel 2002 anni che seguiamo sto stronzo dello Schalke. Ma. In Serie A Team. C'è una Serie A Team decente? Milenkovic, vaffanculo. Non l'abbiamo preso noi, lo prende il Leeds.
Skriniar magari. Vediamo. Facciamo un po' di... proviamo un po' di colpi, insomma. Purtroppo non siamo una big, quindi facciamo fatica, non abbiamo neanche tanti soldi per la Premier, 50 milioni non sono veramente niente. Ok, no, anche no. Sugli 86 milioni anche no. Vediamo Milenkovic. Ah, cazzo, non è una merda. Va bene, va bene, va bene, va bene, tratta. Ok, va bene. Cinque anni. Ok. Va bene. Accetta. Stipendio. Stipendio. Vediamo se vuole venire. 51, vabbè. Non è impossibile. No, Milenkovic lo prendo con soddisfazione. Ok, ok, io direi che può anche andare sinceramente, come primo mercato. Vediamo adesso Milenkovic era 75. Dai. Eccoci qua, diciamo che non è velocissimo. Vediamo. 74, 76. No, mi tengo lui. Boh. Vai, speriamo di aver fatto la cosa giusta. Istruzioni. Bilanciata. Ok. Ok. Facciamo così, dopo diciamo che faccio le stesse cose che anche su Foot. Ok. Resta dietro, sezioni normali, copertura al centro, si è equilibrata, resta dietro, sezioni normali, copertura al centro. Questo l'ho mantenuto così, anche perfetto. Ok. Bene. Dai, non è una squadra di fenomeno. La squadra non è proprio al top. Perché mi sono studiato anche pochi nomi, sinceramente. Questo era il mio pallino. Dorian Gray. Vediamo Doriano. Che lui è Doriano, ragazzi. Dorian Gray. Beh, cazzo. Va bene. Me lo compro volentieri. Cinque anni. Dobbiamo valorizzarli tutti questi, eh. Dopo ci rivediamo più soldi e compriamo i campionissimi. Va bene. Ma si va a tiro tutto. Interessa niente. Ok, abbiamo anche il nostro. La nostra ala sinistra c'è. Settantacinque.
Ok. Perfetto. Per il momento non voglio vendere gente, voglio provarli. Ok. Ottimo. Abbiamo anche Doriano, che è bello veloce, perfetto. Buono, mi piace sto Leeds, mi piace. Ok, prima conferenza stampa, così ti ha ben. Ok. No, dai, cioè, la salvezza deve essere il minimo. Ok. Ciao. Sì, complimenti. Ok, raga, Leeds, Manchester City, intanto andiamo a campione, però una cosa la farei, se vediamo che andiamo bene, andiamo a leggenda, in squad battle vado a leggenda tranquillo, però qua direi di fare così intanto. Da 4 minuti però sinceramente, perché se no durano secoli le partite. Va bene. Puntiamo tanto su Rodrigo. E la Road esplode all'idea di vedere Veneziano come mister. Credo che contro il City prenderemo tante di quelle bombe che lasciamo perdere, ma va bene, l'obiettivo è il pareggio, l'obiettivo stagionale è la salvezza, secondo la dirigenza io però voglio l'Europa League, cioè voglio entrare in Europa League. Questo è il sogno. La vedo quasi impossibile, la squadra c'è, nel senso non è scarsissima. Acquisti un po' strani del Cume. Zaniolo subito, attenzione, Zaniolo per Rodrigo! 3 minuti! Non ci voglio credere. Stiamo rivedendo, è stato molto bravo. Non ha avuto gran calma. Se vediamo che il livello è troppo facile, vinciamo facile col City, è chiaro che mettiamo Legend, ve lo dico già. Rodrigo, servito la porta. It's incredible, Kuma. Che inizio, stiamo calmi. Sterling. Buono. Intercetta bene il passaggio e non Rodrigo. era facile. Bello per il Zan. Vai Zan. Facile. Ederson parafacile. Inizio scoppiettante Alan Road. Bernardo Silva. Adesso non deve svegliarsi il City però, Va da Cancelo. Inaspettato questo inizio di match. Perdono il pallone. No, ok, perfetto, bravo. Bravo Rodrigo. Doriano. Tirato malissimo, pallone che finisce su... Aspetta che guardo una cosa. Ok. Tanti mancini abbiamo. Sul fondo. Vai raga. Vai Ismail. Bravo. Zagnoletto. Benasser. Rodrigo. Azione che si fa interessante. Rafinha. Palo. Non ci voglio credere, palo del Raff. Ma che inizio ragazzi, che Leeds. Spero che non sia solo per il livello, ma... Potevano portarsi a +2 e mettere ancora più pressione agli avversari. Decisiva. Che Leeds sontuoso in questo inizio. Rodrigo. Ottima la pressione, qui la difesa si rifugia in palo laterale. Rodrigo. Zaniolo. Zagnoletto sbaglia. Agüero. Roba nostra, bravo. Intervento del difensore in area. Passaggio strepitoso, bisogna aumentare il livello però raga. Raff sbaglia. Palla messa in out, ci sarà dunque rimessa con le mani.
29esimo. Ma Brava, che copertura vaffancuore. di Sterling. Ma dov'è il fallo? Si ripartirà Vabbè, spiegami con dov'è il calcio di fallo. punizione per il City. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Bernardo Silva. Tocco per Bernardo Silva. Ocio Zinchenko. Metterà dentro. Attenzione a De Bruyne. Perfetto. Ferma bene Raff. l'avversario, può ripartire. Zanioletto, bellissimo per Doriano. Doriano. Azione interessante. Doriano. No good. Raff. Rodrigo qua non riesce a passare. Cazzo, sei veloce. Però Rodrigo potevi farcela, porca troia. Punteggio che li viene sotto, ma non di molto. Prestazione che lascia sperare bene per il proseguo del match. City ancora perfettamente in partita, un gol da recuperare non è niente, considerato quanto manca al termine. Chiaro, Buono. qualcosa deve cambiare, devono Recupera. modificare qualcosa nell'assetto per tentare la rimonta. Sterling è un po' veloce. Nella ripresa. Occhio al Kun Agüero. Palla schizza via dopo il contrasto. De Bruyne deve sfruttare Aia. questa occasione dei pari. Grande intervento di Casilla. Grande portiere. Palo laterale da buona posizione, devono sfruttarlo. Dai che non stiamo debuttando, ma adesso chiaramente il City, il man blu, cerca di recuperare. Bello intervento. Il rigore se l'è cavata per un pelo. Rodri. Occhio a Gundogan. Rodri contro Rodrigo. Nicola Savino, bellissimo passaggio, ma De Bruyne non la prende. Grande Casilla. Casiglia c'è. Boh. Si chiude il primo tempo, squadre che tornano. Buon primo tempo. Cioè, effettivamente in Squad Battle gioco a leggenda, quindi forse campione è bassetto, perché Ultimate non ho voglia di rompermi i coglioni, sinceramente. Vediamo, però non è che sto dominando. 50-0 foot è molto diverso dalla carriera. Ma vediamo, dai. Mi aspettavo un inizio con 1-0 così dopo 3 minuti. Portiere, roba tua, bravo. Koch. Phillips. No, la cagata l'ho fatta. Grande intervento. Rodri. Allontana il pallone, peccato. Occasione. Palla in out. Cosa mi ha preso Casiglia? Mamma mia. Mamma mia, cosa mi ha preso. C'era bisogno di una svolta anche a livello tattico. Molto fortunati. Alcun effetto. Tentativo di chiusura. Palla rubata in una zona pericolosa. Tentativo di Agüero. Stiamo calmi. Relax, come relax. E c'è un cambio in arrivo. Buonissimo Raff. Vai per il Raff. Attenzione, attenzione. Boom! Contropiedazzo. 2-0 Leeds. Implacabile. Di segnare, devono fare attenzione a non subirne altri in presa. Mettiamo difficoltà leggenda però, Ho paura che se vinciamo così col City, Doriano interrompe l'azione pericolosa. Non va bene. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. Madonna, che debutto. Altro colpo del Barça che si è rafforzato ulteriormente. No, Gabriele Jesus, ma siamo stesso. Non ci va. No! L'ha messa dentro con un tocco morbido a scavalcare. Guarda, non ci voglio credere, buco scandaloso. È di 2-1. Gabriele Jesus, Gabrielone va al Barça, ma noi prendiamo un gol ridicolo. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto, c'è bisogno di forze fresche. Non così. Palla Adesso, vediamo se il City fa remontata, giuro che lo tiro giù. Di tutto. Se lo lascia sfuggire. Verso il duello di fisico e di attenzione. Potevo aspettare a non far uscire subito il portiere, vabbè. Ho fatto un pallonetto a Ghero, zio Ken. De Bruyne. Kevinaccio. Pallone del pareggio. Kevinaccio, bravo. Non ce la facciamo più, non usciamo più, raga.
letto bene l'azione. Non si esce più, Zaniolo è morto. Zaniolo entra, Hernandez. Esce Benasser morto. E qua mettiamo Costa. Che Costa a sinistra, madonna. Va bene. Sulla traiettoria del Tiriamo la passaggio. palla. Vabbè, va bene, 74, 15 minuti più recupero. Con una rimessa laterale. Ancora un quarto d'ora per le speranze. Bravo, qua bello l'intervento, bravo Phillips. Guadagna metri. Non ci credo come me l'ha salvata. Ferma tutto. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. C'è bisogno di energia, di forze fresche, credo sia il momento giusto questo. Ha spazio per andare. Rimessa laterale per il Manchester City. Sostituzione in arrivo. Joao Cancelo. Occhio. Bruttissimo. Mamma, il mio portiere. Da pippa il mio portiere. Grande portierone, qua il contropiedazzo. Doriano. Li stiamo beffando in contropiede il 7. Incredibile, Doriano. Siamo 3-1. Doriano l'ha messa, signori. Doriano l'ha messa. Ma pazzesco, più che altro il contropiede. Cioè, 3 gol così hanno preso loro, praticamente. 5 minuti alla fine della partita. Prossima partita comunque ovviamente leggenda, perché se vinciamo così col City vinciamo il campionato al primo anno, cioè, nel senso, lo voglio vincere almeno a una difficoltà più alta, se potevo vincerlo. Rodrigo. Occhio a Bernardo Silva. Non ci credo. 3-1 a Guardiola. Kevin De Bruyne. Ma a campione però vale un po' meno, ovviamente. Ma non pensavo così sinceramente di spaccarli così. Costa. Il City perde palla. Costa, grandissimo Costa per Doriano. Rodrigo. Ancora lì, attenzione City impaurito. Boom! No, che tiro di merda. Vabbè, andiamo a vincerla però. Dalla prossima partita ovviamente difficoltà legend, perché vincere comunque col City 3-1 così ci fa capire che forse il livello per noi è un po' basso. Bene, la squadra mi piace comunque, ha fatto secondo me acquisti interessanti. Oddio. E questa cosa sta sul cazzo, ogni partita sta cosa. Sì, Gray, grande. Bene. Ciao. Va bene, raga. Un saluto al comandante veneziano. La squadra è partita bene. E nella prossima partita, però, ovviamente, difficoltà legend. Ciao!